Siamo Costantini, allenatore, ma diciamo Deus ex machina del Viareggio. Dopo la bellissima vittoria in Coppa Italia, un inizio roboante in Serie A. Dove vuole arrivare la squadra? Sicuramente vuole migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e quello che ci proponiamo di fare, insomma, senza fare voli pindarici, riuscire sempre a migliorare anno dopo anno è già un grosso risultato. Siamo partiti bene, però la strada è lunga, sicuramente lavoriamo in funzione di questo e quindi sono convinto che riusciremo a fare sempre meglio, e alla base però c'è un grande lavoro e senza di quello non si arriva da nessuna parte. Tutti giovani, tutti italiani, tanti in nazionale, migliorate di anno in anno. Cosa manca alla squadra per poter vincere, se manca qualcosa? Sono tutti viareggini, non solo tutti italiani, sono tutti di Viareggio, sono tutti giocatori locali, ma adesso non manca niente, anche perché abbiamo vinto e vincere la Coppa Italia sicuramente può far sbloccare qualcosa nella testa di questi ragazzi che hanno già dato tanto. E mancava questa vittoria, è arrivata, forse abbiamo bruciato anche qualche tappa, non mi aspettavo che fossimo già così maturi, però adesso quando riesci a vincere qualcosa dimostri di essere maturo e quindi non ti puoi più tirare indietro. Da ora ogni volta che perdiamo sicuramente ci sarà del rammarico, perché vorrà dire che abbiamo sbagliato qualcosa, non sicuramente che non siamo pronti per affrontare la partita. Non vincete solamente in campo, abbiamo visto in questa tappa, ma ogni anno nella tappa di Viareggio tantissima gente sugli spalti, c'è una passione incredibile. Come riuscite a catalizzare la passione della gente per uno sport che sappiamo che è sempre non agli inizi ma sta in fase di sviluppo, eppure a Viareggio c'è tanta passione? Ma sì, infatti anche in questo caso penso che la città abbia bruciato delle tappe, perché quest'anno rispetto agli altri anni, è 8 anni che io ospito le tappe del campionato italiano qua a Viareggio, ha partecipato in maniera proprio in prima persona alla manifestazione con tifo, oltre al pubblico che c'è sempre stato, è stata una costante, ma partecipare alla partita questa è una cosa bella, significa che inizia lo sport a entrare nel sangue dei viareggini e questo non fa altro che dare ancora più ragione al nostro lavoro, che parte da lontano ma che sta arrivando già da subito a dei risultati importanti.